Danzica, Madrid, Marsiglia, Cork, Santander, Tirana, Tolosa, Vienna, Saragozza e il tanto atteso ritorno di Londra-Luton. Sono le 10 nuove rotte di Ryanair per la stagione invernale all'aeroporto Canova. 280 voli settimanali per 40 rotte complessive da e per Treviso, con una previsione di oltre 2 milioni e mezzo di passeggeri tra marzo 2023 e aprile 2024. Ma la novità tanto attesa dal capoluogo della Marca è proprio il ripristino di quel volo Treviso-Londra che nel 1998 fu la prima rotta operata dalla compagnia in Italia. Il 29 ottobre decollerà il primo aereo verso la capitale inglese dal Canova, unico aeroporto in Veneto ad operare sullo scalo di Luton. 2 frequenze settimanali, quindi 4 voli settimanali, il mercoledì e la domenica. Un volo che il territorio ha voluto fortemente, un volo che è tornato appunto per ringraziare il territorio anche di tutto il supporto che ha dato Ryanair in questi anni. È una rotta importante sia per chi va verso Londra sia per chi sceglie di venire a Treviso. Le parole del sindaco Mario Conte, soddisfatto per questo ritorno. Con il Regno Unito siamo legati anche da tante iniziative sportive e la registrazione delle prime prenotazioni conferma la volontà di una comunità che chiedeva a gran voce questo volo. Nuove rotte che non devono preoccupare i comitati dei residenti di Quinto e Treviso che vivono a ridosso dello scalo. L'aeroporto, come tutti sanno, ha dei limiti e le rotte che Ryanair posiziona su questo scalo tengono conto di questo. E dopo le segnalazioni proprio dei cittadini relative al fenomeno del vortex strike, ovvero dei danneggiamenti alle coperture delle abitazioni provocate dal volo a bassa quota degli aerei, arriva da parte di Air 3 una campagna innovativa unica in Italia. Abbiamo utilizzato dei droni per fare il punto zero della situazione dei tetti delle abitazioni che si trovano sul sentiero di avvicinamento. Si stanno raccogliendo migliaia di fotografie che verranno poi in una seconda fase ripetute durante la prossima estate. Per capire se c'è un delta di quello che si vede rispetto a quello che si vedrà e quindi conseguentemente individuare se ci siano stati dei danneggiamenti sui quali poi interverremo.